Torna per la sua quinta edizione il Commit Open Wheelchair, il torneo internazionale di tennis in carrozzina organizzato dall'associazione sportiva L'Onda in collaborazione con la Canottieri Padova. Una manifestazione che è cresciuta negli anni, siamo arrivati alla quinta edizione, per noi è un onore essere partner di questa iniziativa, nata diciamo, in era Covid e quindi con varie difficoltà, ed è cresciuta raccogliendo subito un grande interesse da parte delle istituzioni e degli sponsor. Dal 21 al 25 maggio i campi di Via Polveriera saranno teatro delle sfide tra atleti internazionali, 16 uomini e 16 donne tra i migliori 50 al mondo. La cosa più importante sia quella di far capire a questi ragazzi, attraverso poi anche questo torneo, che c'è la possibilità di fare sport, di stare insieme agli altri, di associarsi agli altri, che penso sia il sale della vita per tutti noi, e soprattutto poi, se il livello diventa importante, anche girare il mondo, perché ripeto, qui vengono ragazzi da tutti i continenti. Lo sport che diventa inclusione per dare risalto ai valori dello sport paralimpico. È un'occasione importante per Padova città europea degli sport, come dico io, non dello sport, di tutti gli sport, quelli inclusivi in particolare, mirabile esempio di unione tra sport, solidarietà sociale e quindi esempio virtuoso di quello che è lo sport in Italia adesso.